Oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, istituita il 17 marzo del 2021. Nostra intervista al dottor Michele Sanfilippo, responsabile all'epoca al Palacongressi della struttura dove si praticavano i vaccini. Denuncia dell'Adiconsum per le perdite di acqua in città, riparazioni in forte ritardo, si spreca tanta acqua inutilmente. Scoperta una discarica abusiva a Villa Seta, ha denunciato un uomo di 56 anni. I carabinieri di Lampedusa arrestano un 39enne per i reati di maltrattamenti in famiglia. Lutto nel mondo della sanità agrigentina, è morto stanotte il dottor Pippo Provenzano, psicogeriatra, noto per il suo impegno in favore dell'Alzheimer. Si è svolta ieri al Niccolò Gallo di Agrigento l'Assemblea regionale dei cuochi. Si è discusso di istituire un corso universitario in tema ad Agrigento. Le ultime novità sul futuro dell'Acagas, il Castrum Favara vince in trasferta con la nuova Egea Virtus, una giovane promessa del surf agrigentino è Tommaso Lombardo. Si è discusso ieri di multiculturalismo religioso a Villa Genuardi in un convegno organizzato dal Lions Club Agrigento Host. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi martedì 18 marzo. Il 18 marzo di ogni anno si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia del coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. Vi proponiamo un ampio servizio di Margherita Trupiano con un'intervista al dottor Michele Sanfilippo che ci ricorda proprio quei giorni. Oggi si ricordano i 5 anni che hanno cambiato la storia dell'umanità con la quinta giornata in memoria delle vittime del Covid-19, una pandemia che ha voluto si pagasse un tributo di vite altissimo, circa 6 milioni e mezzo di vittime e oltre 600 milioni contagiati, con un prezzo pagato da anziani, popolazione fragile e sanitari. Il 18 marzo ha un suo esatto riferimento ed è stato determinato con apposita legge del Senato che ha istituito la giornata della memoria. Fu la notte in cui tutto il mondo vide i camion dell'esercito condurre per le strade di Bergamo un impressionante numero di bare con le vittime decedute e destinate alla cremazione. Immagini che rimarranno scolpite nella memoria di quanti, tra occhi pieni di lacrime e di incredulità, assistettero a quel drammatico e infinito corteo. Accadeva solo dopo un mese dal primo contagio che si ebbe in Cina, a Wuhan, il 7 febbraio, dove circostanze misteriose e criptate non spiegarono mai esattamente cosa accadde. Poi la scoperta a Codogno e l'inarrestabile contagio che da Bergamo ha creato l'emergenza e morte in tutta Italia. E poi il lockdown, i tamponi, le mascherine, l'impossibilità di uscire da casa per salvarsi la vita. Una spesa razionata, le prime cure, i cittadini incollati alla TV che, come un bollettino di guerra, forniva i numeri di una crescita esponenziale di morti, poi il vaccino e la corsa a cercare di salvarsi la vita attraverso quest'ultimo che di vite ne ha salvate tantissime. Il Palacongressi di Agrigento divenne centro per la somministrazione e anche qui file immense, il primo, il richiamo, poi finalmente, lentamente, con immensa angoscia e timore, la ripresa della vita. Oggi ci fermiamo per ricordare tutto questo. Siamo con il dottor Michele Sanfilippo, ci troviamo qui al Palacongressi che fu a sua volta 5 anni fa, ricordiamo, il centro dove si effettuavano i vaccini, dove si effettuavano i tamponi. Ecco, cosa ricorda di quegli anni, dottore Sanfilippo? Lei era qui diciamo fattivamente insieme a tanti altri colleghi, diciamo, lavorava contro il Covid. Ma guardi, ricordo un'esperienza che penso sia indimenticabile per tutta la vita, anche se devo fare una premessa. La pandemia l'avevo solo studiato sui testi, mi sarei augurato che non si fosse mai verificata. Detto ciò, che cosa ricordo di quel periodo? Intanto è stata un'esperienza senz'altro positiva. E mi riferisco a questo hotspot, all'hotspot di Agrigento, con
un grandissimo lavoro di squadra fatto dagli infermieri, dai volontari, dalla protezione civile. Fortunatamente non abbiamo avuto nessun incidente e anche se lavoravi con il patema d'animo, perché conscio di quello che significa mettere in commercio un farmaco, aver approntato dei vaccini in così breve tempo ti lasciava un po' perplesso ed avevi sempre un occhio di riguardo nei confronti dei soggetti fragili. Fortunatamente in questo hotspot non si è verificato, ritengo, mi pare, no, sono certo, anzi, nessun decesso e nessun incidente, né tantomeno si sono verificate inchieste come purtroppo si sono verificate in altri hotspot che hanno coinvolto alcuni infermieri e forse qualche collega mio. Ricordiamo le lunghe file che c'erano qui allora per poter diciamo, effettuare la vaccinazione. Noi nelle punte di massima siamo arrivati a vaccinare oltre 3.000 persone al giorno. È stato un lavoro massacrante. Io ho lavorato qua per circa 11 mesi, dalla mattina alla sera senza un attimo di tregua e personalmente ho vaccinato qualcosa come 40.000 persone. Cosa resta di quell'esperienza al cittadino? Ma restano ovviamente delle riflessioni, alcune positive, un po' meno negative per la premessa che avevo fatto. Positive perché al dunque mi sono accorto che il lavoro di squadra ha funzionato bene e quindi mi sono reso conto che nel momento del bisogno lo Stato c'è e le organizzazioni rispondono bene. Qualche riflessione negativa va fatta perché oggi, a distanza di 5 anni, assistiamo a delle notizie che ci dicono che ci sono stati dei decessi nel mondo in conseguenza delle vaccinazioni. Si potrà verificare in futuro qualche altro caso simile? Ma guardi, mai dire mai, perché se mi avessero detto non più tardi di 6-7 anni fa che nel mondo sarebbe scoppiata la pandemia, avrei riso in faccia e non ci avrei creduto, quindi mai dire mai, tutto è possibile purtroppo. Di cosa si occupa ora il dottore Sanfilippo? Guardi, io sono in pensione ormai dal 2020, ora sono stato pure all'hotspot di Lampedusa, al centro migranti, dove sto vivendo un'altra esperienza positiva e cerco di tenermi in forma e dare una mano d'aiuto a chi ne ha bisogno. E proprio in merito al Covid-19 un ricordo di quei giorni scritto dalla nostra giornalista Margherita Trupiano. Questa storia di questi giorni molto breve che ho scritto per ricordarli. Non ce lo dissero in tempo. Da soli capimmo di essere in guerra. Ognuno soldato di se stesso e dei suoi cari. Una guerra strana, non come quelle che avevamo studiato sui libri di storia, no. Era una guerra nella quale non si usavano armi e non si scendeva in strada per nascondersi dalle bombe sganciate dal cielo che cercavano di centrare abitazioni e ricoveri. Non si poteva fuggire, chissà in un paese dove la guerra non c'era. Il mondo intero era in guerra, in ogni angolo. Era una battaglia strana, per certi versi anche innovativa. Si combatteva stando a casa. I rifugi antiaerei erano le pareti domestiche. Dovevamo stare distanti e non darci la mano e neanche un abbraccio. L'altro, chiunque fosse, di qualsiasi nazionalità, colore, ceto sociale, professione, posizione politica, l'altro era il nemico. Poteva inconsapevolmente offrire nel suo respiro, nelle parole, tra le mani, asilo al killer spietato che metteva vittime ogni giorno. Un'ecatombe di numeri che nascondevano anime deboli, fragili, tanti di essi ritirati,
a riposarsi dopo una vita di pensieri, di calli nelle mani, di figli e nipoti cresciuti, sacrifici per riversare sulla famiglia quel minimo benessere che consentisse loro di vivere in serenità. Se ne andavano per primi, nel silenzio della paura della morte, senza poter vedere per l'ultima volta coloro ai quali avevano donato l'impegno e l'amore di tutta una vita, senza il conforto di preghiere. Medici, infermieri, anche loro, come birilli dopo uno strike, cadevano. E poi cenere. Vede la Pasqua e le chiese vuote e i riti celebrati in TV da quel puntino bianco smarrito in una piazza San Pietro surreale, così come surreali erano le messe solitarie e i simulacri che si ergevano su spazi deserti. Si rimase a casa ancora per il pranzo pasquale e il lunedì dell'angelo, con quel sole che dall'alto, lontano, quasi incurante, guardava e scaldava, illuminava radioso campagne vuote e spiagge spopolate. Comprendemmo che auto di lusso, abiti firmati, fasti e roba sontuosa erano praticamente inutili. Bastava il cibo, bastava sentire una voce al telefono. Poi avevamo comunque tantissimo: la TV, il computer, un comodo divano, la dispensa che conteneva ciò che ci permettesse di sopravvivere. Comprendemmo altresì i tanti che tutto ciò non lo possedevano. Divenimmo di colpo solidali, lanciammo strali ai nostri governanti, invocammo a forte voce l'aiuto di Dio, quel Dio che avevamo messo da parte, presi come eravamo, da impegni frenetici, orari, appuntamenti, carriere, sgambetti fatti e ricevuti. Riflettemmo moltissimo sul valore del quotidiano, perché quella guerra del 2020 si combatteva così, perché quella guerra del 2020 ci insegnò tutto questo. E la Diconsum di Agrigento, per mezzo della sua rappresentante Ilenia Capodici, denuncia le perdite di acqua ad Agrigento. La città è come il Titanic, sta affondando il servizio. La Diconsum di Agrigento, per mezzo della sua rappresentante Ilenia Capodici, denuncia le perdite idriche. La città, come il Titanic, sta affondando, è emergenza idrica, le perdite non vengono riparate. Le istituzioni preposte latitano. Nel momento in cui si sta affrontando una grave emergenza idrica è inaccettabile che le perdite di acqua, che potrebbero essere facilmente riparate, continuino a causare enormi sprechi e danni irreversibili. L'acqua è una risorsa fondamentale, ma la sua gestione è completamente fallimentare a causa della disattenzione e dell'inerzia delle istituzioni competenti. Nonostante le continue segnalazioni fatte ad AICA, al sindaco, al vice sindaco, alla presidente dell'ATI, attraverso PEC, mail e segnalazioni telefoniche, a oggi la perdita idrica segnalata su via Monsignor Ficarra nel comune di Agrigento, come vediamo dalle immagini, continua incessante e indisturbata da agosto 2024, in concomitanza del turno dell'erogazione dell'acqua corrente, comporta il rischio di crollo della strada, così come già successo in passato. Come cittadina, afferma Ilenia Capodici, siamo stanchi e molto amareggiati, manca purtroppo da tempo la cultura al rispetto da parte di questa amministrazione, assessore e consigliere eletti, per rappresentare i problemi dei cittadini. Le perdite quotidiane di centinaia di migliaia di litri d'acqua attraverso le reti idriche obsolete e mal gestite sono una vergogna, continua la Capodici, per un paese che si dice moderno. La situazione sta diventando insostenibile, eppure le istituzioni preposte, pur essendo consapevoli del problema, non stanno prendendo le misure necessarie per fermare questo spreco. Sindaco Miccichè, direttore generale di AICA Guarneri, presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Altuca, tutti impegnati a fare altro, tutt'altro, fuorché occuparsi dell'emergenza idrica. È ora di dire basta, non possiamo più tollerare questa continua inefficienza e negligenza. L'acqua che sprechiamo oggi
oggi è quella che ci mancherà domani. Le istituzioni, conclude Elenia Capodici, devono rispondere con urgenza e trasparenza, impegnandosi a risolvere il problema con interventi tempestivi, soluzioni concrete. Non possiamo più aspettare. È ora di riparare le perdite, di aggiornare le infrastrutture e di agire con responsabilità, perché ogni goccia conta. È il momento di agire e subito. I carabinieri di Agrigento e Villaseta scoprono una discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali in area comunale, denunciato una persona di 56 anni. Il servizio. Nell'ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, volta alla repressione dei reati in materia ambientale e all'illecito smaltimento dei rifiuti, i militari della stazione Carabinieri di Villaseta e di Agrigento, nel corso del controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 56enne agrigentino. L'uomo è stato sorpreso mentre era in procinto di scaricare dal cassone del proprio veicolo i rifiuti urbani e rifiuti speciali in un'area comunale. Nella circostanza, le immediate verifiche e gli accertamenti effettuati sul luogo dai carabinieri, unitamente al personale dell'ARPA, hanno altresì consentito di rinvenire a breve distanza una discarica non autorizzata, risultata essere gestita dallo stesso, in cui vi erano rifiuti urbani e rifiuti speciali, quale materiale ferroso, batterie esauste ed Eternit. Sia il veicolo che l'area sono stati sottoposti a sequestro. L'attività evidenzia la rilevante attività di prevenzione svolta dall'Arma dei Carabinieri nel territorio. E i carabinieri della tenenza di Lampedusa hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni per reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti a seguito di un episodio di violenza all'interno delle mura domestiche, hanno bloccato l'uomo dopo che lo stesso aveva rovesciato una brace accesa sul pavimento mentre era intento a cospargerla con della benzina per darle fuoco. Nella circostanza l'uomo, in forte stato di agitazione, ha anche tentato di scagliarsi contro i militari. I carabinieri di Lampedusa hanno inoltre accertato che le condotte violente subite dalla donna erano state reiterate nel tempo. L'arrestato è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. E la sanità agrigentina è in lutto. È morto stanotte lo psichiatra agrigentino Pippo Provenzano, forse per un infarto improvviso. Provenzano era già stato direttore dell'unità operativa complessa di psicogeriatria all'ASPE ed era molto stimato e conosciuto in città, in particolare per l'attività in favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Alla famiglia Provenzano vanno le condoglianze della nostra emittente. Vi proponiamo ora un'intervista fatta recentemente dalla nostra redazione allo stesso dottor Provenzano. È proprio questo l'obiettivo dell'evento, cercare di rimodulare, riorganizzare l'assistenza ai pazienti fragili, perché basti pensare, ad esempio, a molti pazienti che vivono in una fase di solitudine, il compito è arduo, occuparsi di loro, capire i bisogni sanitari e quindi assisterli nella modalità più opportuna. Oggi che questo vada rimodulato, ad esempio pensavo l'altro giorno che spesso noi ci dedichiamo ai pazienti di una diagnosi diciamo meno grave, invece questa è una cosa errata a mio giudizio. Bisogna partire ad assistere i pazienti più gravi, perché lì il compito è difficile, è più arduo, è più ampio e quindi necessitano di un'assistenza sicuramente che è gravosa e quindi migliore. L'obiettivo della vostra associazione? L'obiettivo della nostra associazione è rendere facile l'accesso alle cure e fare da case advisor, cioè consigliere di cura, capire cosa deve fare un paziente affetto da Alzheimer, dove rivolgersi, come rivolgersi, quali esami fare, qual è l'iter diagnostico e le strutture a cui bisogna soprattutto rivolgersi per essere assistiti al meglio. C'è un'evoluzione nella cura della malattia? Sì, adesso c'è sperimentazione in molti centri italiani un anticorpo monoclonale che è l'Lecanemab, però anche questo anticorpo non è scevro di effetti collaterali perché ha una casistica ristretta di arruolamento, perché determina anche edema cerebrale, cioè gonfiore del cervello e anche delle emorragie cerebrali, quindi i soggetti
dovevano essere sottoposti a delle risonanze ravvicinate proprio per essere monitorati lungo il decorso del trattamento. Il ruolo della famiglia quanto è importante? Più che importante oserei dire determinante a questo punto, perché già un paziente affetto da Alzheimer è onorosissimo assisterlo, è gravoso. E poi quando si ritrova sprovvisto da un supporto familiare la cosa si complica maggiormente, perché bisogna pensare a lui H24, quindi trovare una correlazione tra i bisogni, l'assistenza, il territorio. Insomma, è un compito abbastanza difficile. Ecco, i primi sintomi come si manifestano? Questa è una domanda che le ringrazio. L'Alzheimer non ha una sintomatologia classica. Ogni caso, ogni paziente differisce l'uno dall'altro. Uno potrebbe presentarsi con, ad esempio, un'accentuazione dei tratti temperamentali, caratteriali, l'altro potrebbe presentarsi sotto una forma depressiva e l'altro con i sintomi classici, perdita della memoria, quindi disorientamento. Questi sono, diciamo, i sintomi più eclatanti che sono comuni alla patologia dementigena. Si è svolta ieri all'Istituto Enogastronomico Gallo di Agrigento l'Assemblea regionale dell'Unione Cuochi della Sicilia. Preside, oggi un interessante convegno regionale dove viene coinvolto il Niccolò Gallo sull'enogastronomia. Sì, è il convegno regionale dell'Unione Cuochi Siciliani che ha veramente un ampio respiro. Abbiamo qua gli chef delle varie province della Sicilia che per tutta la giornata si confronteranno e soprattutto offriranno ai docenti e agli alunni della nostra scuola un'opportunità di formazione notevole. Queste iniziative sono importanti perché hanno come finalità potenziare l'entusiasmo, la passione nei giovani che possibilmente intraprenderanno questa professione, nella consapevolezza che il settore enogastronomico è veramente alla base di ogni discorso culturale che soprattutto quest'anno noi facciamo nella nostra terra, nella nostra Agrigento, capitale della cultura, nella considerazione che dietro ogni piatto c'è una storia, c'è tradizione, c'è scienza, ci sono tutti quegli aspetti culturali che veramente fanno crescere una popolazione, quindi i nostri giovani nella loro globalità. Siamo ben lieti oggi di questo confronto ai massimi livelli, a livello regionale. I nostri ragazzi sono molto attenti. Hanno anche contribuito alla preparazione di cibi particolari per accoglierli e per ospitare tutti i nostri ospiti, che sia un auspicio veramente per incrementare in loro la passione e la consapevolezza che in qualunque professione, quindi in questo caso nel settore enogastronomico, bisogna sempre mirare all'eccellenza, tendere all'eccellenza. Questo è l'obiettivo. Sì, noi come Unione Regionale Cuochi Siciliani e quindi come rappresentanti della categoria dei cuochi abbiamo deciso di fare, il direttivo ha deciso di fare l'assemblea dei delegati qui ad Agrigento perché è un momento particolare in cui è riconosciuta Agrigento capitale della cultura per il 2025 e poi si inserisce nel contesto di Sicilia regione gastronomica europea per il 2025. Quindi proprio per dare il nostro messaggio, che è quello di promuovere la nostra cucina attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, soprattutto nell'ottica dell'innovazione, del gusto e degli aspetti nutrizionali e salutistici. Coinvolgete, ho visto che avete anche altri partner al tavolo. Sì, allora noi abbiamo dedicato la giornata non solo all'assemblea, al momento istituzionale, ma anche a un momento formativo dedicato sia ai professionisti che agli allievi, che ha curato il maestro Giuliano, e poi un momento di confronto con le istituzioni e le altre associazioni tipo la CNA, un talk dove ci si propone, ognuno nella propria, come dire, nella propria veste, di cogliere questa straordinaria opportunità di regione gastronomica europea e di capitale della cultura, quindi un modo per far crescere la nostra terra.
Oggi presente a questo interessante convegno si discute di enogastronomia a livello regionale, tra l'altro voi siete attivamente impegnati, ricordiamo, con il Taormina Expo Food. Sì, oggi siamo stati invitati alla Unione regionale dei cuochi dove CNA è protagonista in quanto sono federate alla nostra organizzazione, un'iniziativa importante, la presenza di tanti cuochi, la presenza anche delle istituzioni, la presenza del polo universitario, ma anche la scuola, perché siamo all'interno del Niccolò Gallo, che è una scuola in cui ha investito su questo argomento, sulla gastronomia, sulla diciamo, la professionalità che poi mettono in campo con i ragazzi. Abbiamo lanciato con il presidente Tuzzolino un'idea che parte da una nostra esperienza che abbiamo avuto a Trapani, quella di mettere in campo un corso di laurea in enogastronomia anche ad Agrigento, e questo l'abbiamo pensato perché in queste occasioni i giovani che finiscono un percorso di studio quinquennale all'interno della scuola secondaria hanno la necessità di completare il loro percorso anche attraverso un corso universitario, e lavoreremo affinché questo corso, che naturalmente deve essere differenziato rispetto a quello di Trapani, che deve essere calato al territorio, alle peculiarità e alla cultura del nostro territorio, in particolare quello agrigentino. Cercheremo di mettere a confronto tutte le intelligenze ma anche le responsabilità partendo dalla politica affinché si possa raggiungere questo obiettivo. Taormina Food Expo stiamo preparando assieme all'Associazione Italiana Cuochi la nuova edizione, che sarà contestuale anche ad Agrigento, con Agrigento Capitale della Cultura, e ci sarà anche una grande rappresentanza dei maltesi, in quanto abbiamo siglato finalmente alla scorsa edizione di Taormina Food Expo un contratto di collaborazione sia di importazione che di esportazione dei prodotti agroalimentare della nostra terra. L'abbiamo fatto anche con un progetto finanziato da parte del governo regionale, si chiama Smart Food, dove ci sarà una grande partecipazione di tutta la Sicilia, di tutte le attività enogastronomiche della Sicilia, attraverso un progetto che arriverà a Malta e che sponsorizzerà le nostre eccellenze in tutto il mondo. Agrigento farà parte come città di un interessante circuito enogastronomico in Sicilia su iniziativa dell'assessorato agricoltura. Ecco, lei oggi in questo senso partecipa a questa interessante iniziativa dell'Associazione Regionale Cuochi. Sì, oggi rappresento il sindaco, la città di Agrigento, a questa manifestazione importante regionale che hanno voluto che si realizzasse ad Agrigento proprio per omaggiare la capitale italiana della cultura. Quindi ringraziamo l'Associazione Regionale dei Cuochi Siciliani e ringraziamo tutti gli intervenuti per questo evento. Questo evento che è un evento che apre alla cultura dell'enogastronomia, intesa anche come risorsa che possa dare un contributo a capitale italiana nella cultura. Diceva bene, qualche settimana fa siamo stati anche a Milano a presentare la Sicilia capitale, la Sicilia regione europea dell'enogastronomia, quindi per il 2025 un'altra grande occasione, un'altra possibilità per Agrigento di inserirsi in un circuito virtuoso che possa celebrare le eccellenze territoriali e locali. E Agrigento è presente insieme al comune di Menfi tra i 20 comuni della regione siciliana, quindi un'importante vetrina anche per questo settore. Linea alla regia per la pubblicità. Uva Italia di Canicattì arriva a casa di Odoros, le interviste a Marcello Losardo e al direttore del parco Roberto Sciarratta. Oggi noi vogliamo ringraziare il direttore Roberto Sciarratta che ci ha dato questa opportunità di impiantare 12 piante di Uva Italia. Noi siamo entusiasti, siamo contenti che ci ha dato questa opportunità, in particolar modo che Agrigento fa parte della capitale della cultura. Noi con l'occasione che abbiamo avuto questa opportunità abbiamo estirpato delle piante già di 10 anni di produzione e quindi abbiamo messo a dimora nel 2024. E quest'anno speriamo che nel mese di agosto qualche paio di grappole le porteranno. Le caratteristiche dell'uva Italia in IGP
ci differenziamo dai nostri colleghi perché il nostro territorio, grazie ai terreni prevalentemente argillosi e calcarei, ci dà un sapore, un moscato, una croccantezza e un colore giallo pagliarino. Quando abbiamo pensato e creato la nascita di questo luogo, abbiamo pensato che sarebbe stato il luogo dove raccontare le buone politiche sul territorio e sul paesaggio, quindi non solo le attività del Parco di Odorossi, ma tutte le buone pratiche di conservazione e di biodiversità. In questo senso abbiamo dato da subito la disponibilità per fare un piccolo campo a dimostrazione che esiste un patrimonio che in questo caso riguarda l'uva di Canicattì e che riguarda tra l'altro un'area importante dove anche il parco gestisce un sito archeologico all'interno del quale è stato anche lì impiantato un progetto di recupero del paesaggio. Quindi Casa di Odorossi si conferma il luogo dove le buone politiche vanno raccontate e vanno perseguite e soprattutto vanno appoggiate e sostenute. Si è concluso il progetto biologico A+++, con la realizzazione di un documentario trasmesso alla nostra emittente che potete vedere anche sul nostro canale YouTube curato dall'agronomo Calogero Alaimo Di Loro. Il video vi sarà proposto mercoledì alle ore 16 e mercoledì alle ore 21. Il progetto A++ biologico si è concluso e si è realizzato un interessante video che stiamo proponendo alla gente. Si conclude un importante percorso di sperimentazione, di studio, di prova, di confronto, di organizzazione di gruppo e di attività. Il biologico A++ è stato un progetto importante che ci ha consentito di verificare quanto sia possibile e opportuno produrre il cibo d'agricoltura biologica in condizioni di massima convenienza, sia ambientale che anche, che anche ecologica. Il frutto di questo intenso periodo di attività sono state un manuale per le aziende, per gli addetti e per gli operatori e un video dove questa esperienza viene raccontata. Un video fatto di interviste, di belle immagini, che vale la pena veramente di seguire, perché è il racconto di quello che è stato fatto in 3 anni con la collaborazione dei massimi esperti disponibili, tra cui i tecnici, i ricercatori del CREA di Acireale. Ma un video che ci fa vedere quanto vasta sia la bellezza anche del nostro territorio, la vivacità delle nostre aziende, le tecniche innovative che si possono utilizzare e che ci dà un'idea di quella che è l'agricoltura biologica praticata con il suo migliore approccio, l'approccio olistico, quello che va dalla conoscenza della biodiversità funzionale e coltivata sino alla messa in atto di pratiche di produzione di quei prodotti, quei principi attivi che servono anche sia a nutrire le piante che a difendere i loro prodotti. Veramente un buon viaggio nella sostenibilità, buona visione. È Vitolo Scrutato, il neopresidente del gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'Ance di Agrigento, è stato eletto nel corso dell'ultima assemblea che ha provveduto a eleggere i vicepresidenti Di Maria Giuseppe e Gabriele Sciara vicario. Il neoeletto ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordata, che impone impegno e lavoro. Insieme ai colleghi cercheremo di individuare le specificità del settore, soprattutto per le nuove generazioni, provando a sviluppare insieme ai vertici associativi un percorso volto alla formazione per una crescita collettiva che possa essere ricadute positive nella nostra economia. Per lo sport sentiamo ora le ultime novità in casa Akragas, curata da Carmelo Lentini. La volontà della società Akragas rimane sempre quella di piantare baracca e burattini e lasciare al proprio destino il calcio agrigentino, ma quando sembra non tutto si può fare in maniera così semplicistica. Ricordiamo infatti che ad un primo tentativo fatto con un semplice comunicato in Lega,
La federazione, non soddisfatta, ha preteso ulteriori chiarimenti. Così lunedì scorso una rappresentanza societaria si è recata in comune per depositare il verbale d'assemblea dei soci e libri contabili per ottenere il nulla osta, poi da fare intervenire in federazione a Roma. A questa richiesta i funzionari comunali hanno risposto picche, per cui con le pive nel sacco la delegazione biancazzurra ha dovuto fare marcia indietro e pensare ad un escamotage per aggirare l'ostacolo. Ma come si pensa di risolvere la vicenda? Forse andando da un notaio, ed è questa la pista più accreditata. Intanto incombe l'organizzazione per la prossima giornata, in programma domenica prossima con il Licata, e al momento non si sa se si farà in tempo ad annullare tale gara. Ironia della sorte, con l'Agregas costretta dunque a scendere in campo. Ma sarà proprio così? Alla prima rinuncia ci sarebbe un'ulteriore penalizzazione e relativa multa. Alla seconda altri punti di squalifica e altra multa abbastanza salata. Quindi, come da regolamento, la squadra verrebbe esclusa dal campionato. La telenovela continua. Torna a vincere il Castrum Favara in trasferta contro la Nuova Egea Virtus per 2-0, il servizio della redazione di WeSport. 17ª giornata nel campionato juniores. Per la sesta del girone di ritorno torna in campo la Nuova Egea Virtus per affrontare il Castrum Favara in una gara tra formazioni di società neopromosse. I barcellonesi vogliono un pronto riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana subita contro la Nissa col punteggio di 2-0. Decisamente diverso il momento degli ospiti, che si sono rilanciati in classifica dopo il vittorioso 1-0 su Ligada. Fischierà il signor Flamingo di Messina. Vediamo la formazione della Nuova Egea Virtus: Pirri, Nania, Tataru, Barresi, Lanza, Bartolone, De Pasquale, Aprile, Calabrese, Palino e Palme. Partiamo col film del primo tempo. Dopo 8 minuti De Pasquale in azione personale salta un avversario ma non trova la coordinazione giusta e la mette sul fondo. Al 21esimo la punizione di Brancato per il Castrum Favara termina alta. Alla mezz'ora si rivede la Nuova Egea Virtus, pallone in area per Palme che se la porta avanti, va a calciare alto, anche lui spreca una ghiotta chance. Al 38esimo Mudasiru per il Castrum Favara, sprint sull'out destro, resiste, spalla contro spalla al difensore, tentativo per Di Salvo che la gira sul primo palo ma non trova la porta. 45esimo cross dalla destra per Palino che trova il colpo di testa ma incredibilmente non arriva nemmeno in questo caso il vantaggio. Ancora 0-0, reti bianche tra Nuova Egea Virtus e Castrum Favara. Partiamo col film della ripresa. Subito gli ospiti col pallone che viene messo dentro da Dimitri, allontanato per Scudella che calcia trovando la deviazione in calcio d'angolo di Pirri. Poi al 62esimo Russello mette a sinistra per Ingaglio che entra in area di rigore, apre il piattone, batte l'estremo difensore per fare 0-1. Si sblocca il risultato, Castrum Favara avanti contro la Nuova Egea Virtus che cerca l'immediata reazione con questo tentativo di testa di Palme, deviazione di Bellavia. 66esimo c'è un cross messo sul secondo palo, Palme di testa ancora una volta, non è quello giusto il tentativo. 67esimo Bartolone per De Pasquale che la manda oltre la traversa. 68esimo il Castrum Favara bussa nuovamente nell'area di rigore avversaria, Dimitri per Mudasiru, destro che si spegne sul fondo. 74esimo calcio d'angolo per gli ospiti che chiudono i conti, palla per Dimitri che apre il destro, parabola meravigliosa. 0-2. Adesso rivediamo, rigustiamoci la gran giocata del calciatore del Castrum Favara che chiude di fatto la partita. 87esimo l'ultima chance dei barcellonesi con un cross di Palme allontanato dalla difesa, finisce a De Pasquale che calcia di prima intenzione ma la manda oltre la traversa. Finisce invece così il match, la Nuova Egea Virtus non vince ancora una volta e 0-2 per il Castrum Favara. Amici di WeSport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Tommaso Lombardo, giovane promessa del surf agrigentino alle competizioni nazionali a Fregene. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Si chiama Tommaso Lombardo, è un giovane talento della San Leone Surf Tribe e farà il suo debutto nel mondo delle competizioni nazionali partecipando ad un evento di grande prestigio che rappresenta una tappa fondamentale per accedere alla competizione finale in Francia, il Rip Curl Grand Search a Fregene.
Questa partecipazione è un sogno che diventa realtà per Tommaso, che dopo anni di dedizione e allenamenti intensivi si trova ora a misurarsi con alcuni dei migliori giovani surfisti a livello nazionale, afferma in una nota alla San Leone Surf, che da sempre ha creduto nel suo talento, e questa occasione, sottolinea, rappresenta una testimonianza di come l'impegno costante, la passione per il surf e la determinazione possano aprire porte a nuove opportunità. Possiamo sottolineare l'importanza di fare parte di una federazione nazionale riconosciuta, si legge nel comunicato, come quella con cui siamo affiliati, la Federazione Italiana Surfing, che ci permette di offrire ai nostri atleti un supporto solido e un'opportunità unica. Questa affiliazione ci differenzia dalle altre scuole presenti nella nostra provincia, sottolinea, rendendo la San Leone Surf una realtà unica nel panorama sportivo di Agrigento. Grazie a questa partnership possiamo offrire una formazione di alto livello, garantendo ai nostri ragazzi, specifica il comunicato, la possibilità di accedere ad eventi di prestigio come il Rip Curl Grom Search. Vogliamo anche esprimere la nostra profonda gratitudine ai genitori di Tommaso, il cui supporto incondizionato è stato fondamentale. Il loro sostegno costante ha permesso a Tommaso di concentrarsi sulle sue performance, aiutandolo a crescere come atleta e come persona. Multiculturalismo e pluralismo religioso nella polis euro-mediterranea è stato questo il tema di un interessante convegno che si è svolto ieri nella sala conferenze di Villa Genuardi, organizzato dal Lions Club Agrigento Host, coordinato dal GST Salvatore Malluzzo. Le interviste. Oggi un interessante convegno qui presso la Casa Genuardi al Polo Staccato che poi come Lions state organizzando. Ecco, ci parli meglio di questa interessante iniziativa? Sì, non soltanto Lions Club Agrigento Host, nella quale appunto sono il coordinatore delle attività del club che porta avanti, ma anche grazie all'impegno profuso da parte del Polo Universitario Territoriale di Agrigento nella persona del suo presidente, il professore Tuzzolino, grazie anche alla cattedra di diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi di Palermo, guidata dal professore Mario Ferrari, che è ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, ma anche grazie all'ADEC, all'associazione che raggruppa quelli che sono i docenti di diritto canonico ed ecclesiastico, quindi quelli che si occupano del fenomeno, diciamo, della confessione religiosa da un punto di vista giuridico, in rappresentanza della professoressa Maria D'Arienzo, ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ma anche e soprattutto grazie all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che ci ha subito autorizzato attraverso il patrocinio e anche l'accreditamento proprio a significare l'importanza di questo evento. Questo evento nasce con un obiettivo ben specifico. Siamo ad Agrigento, capitale della cultura 2025, e ringraziamo il sindaco nella persona del dottore Micighe per averci appunto anche concesso quello che è il logo di Agrigento, capitale della cultura 2025, e proprio per parlare, questo focus importante proprio per parlare di multiculturalismo, di pluralismo religioso, ma anche di tolleranza, di rispetto reciproco tra i popoli e tra le confessioni religiose, che tra l'altro rientra in uno degli scopi del Lions Club International, proprio tra i nostri obiettivi, tra la nostra mission vi è proprio questo, quello di promuovere la tolleranza, la pace nel mondo. E quindi questo vuole essere un momento di dibattito, un focus per consentire anche l'affermazione di determinati principi e di determinati valori. E noi come Lions Club Agrigento Host, anche il distretto Lions 108Y Sicilia, ha sposato nell'immediato questo convegno di studi. Sarà presente infatti anche il secondo vice governatore del distretto Lions 108Y Sicilia, Walter Buscema, proprio a portare i saluti e a significare anche l'importanza che ha assunto per il distretto questo evento. Professore Tuzzolino, oggi il Polo si mette a disposizione
in questo convegno di studio dedicato al multiculturalismo religioso, organizzato dal Lions insieme ad altri qualificati partner. Ecco il vostro ruolo. Il polo universitario territoriale di Agrigento è davvero un polo culturale, oltre che universitario, che accoglie tutte le istanze del territorio e vuole essere anche propulsivo rispetto a certi temi che sono sicuramente importanti per la nostra università, per la nostra città e anche per il Mediterraneo. Quindi l'università si apre ai club service e soprattutto oggi esplora un tema secondo me importante, quello del multiculturalismo, del pluralismo religioso. Sono dei temi che noi dobbiamo portare avanti anche a livello di ricerca scientifica universitaria nella nostra università. Infatti Agrigento ha fondato l'Università del Mediterraneo con ben 13 paesi del Mediterraneo che dialogano tra di loro per la ricerca universitaria, ma anche per mettere a confronto e a beneficio di tutti una ricchezza culturale che è un fondamento universale, ma anche importantissimo per far crescere i nostri giovani e i nostri docenti. Quindi questo convegno è assolutamente centrato rispetto alla vocazione del territorio della nostra università. Sì, io sono qui ad Agrigento anche per questo evento organizzato dal Lions Club Agrigento Host, che centra uno degli argomenti chiave ormai della nostra società, che è quello della multietnicità e della multireligiosità, per cui questo confronto fra religioni, che poi porta anche al confronto anche fra i popoli, alla comprensione fra i popoli, è quello che rientra fra le missioni di Lions International. Quindi come Lions lavorate per questo scopo? Il Lions in tutto il mondo raccoglie 1.400.000 persone, sono tutte persone che sono impegnate in un'azione di solidarietà nei territori, e fra tutti noi è sempre importante avere anche un confronto multietnico che ci consente, grazie anche a questa diversità, ad essere sempre più forti e più incisivi nel servizio a favore delle nostre comunità. Allora, questa attività si inserisce in una serie di progetti volti a favorire questa iniziativa bellissima nella società di oggi del multiculturalismo, del pluralismo religioso, che sono assolutamente degli obiettivi da perseguire in una società sempre più multietnica, che richiede un approccio che sia laico in senso buono, cioè una laicità costruttiva, una laicità positiva, come è stato detto anche dalla nostra Corte Costituzionale, che ci consente appunto di dare vita a un'inclusività, nel senso migliore del termine, dove per inclusività non intendiamo assolutamente parlare di assimilazione, ma di rispetto delle differenze, quindi dare a ciascuno il suo, anche in una lettura pluralista e liberale dell'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione, dove appunto viene sancito il principio di uguaglianza. Ma che tipo di uguaglianza? Un'uguaglianza che tenga conto delle differenze, che dia a ciascuno il suo, che riconosca e valorizzi le differenze di ciascuno in ogni ambito, incluso l'ambito ovviamente religioso. Quindi l'università si propone una sorta di pantheon culturale dove c'è la possibilità di includere tutti e dove, ecco, anche la Sicilia in particolare, oggi Agrigento, ma io parlo della Sicilia in generale, come è sempre stato del resto storicamente, si presenta come una sorta di piattaforma girevole, proprio anche per la sua collocazione al centro del Mediterraneo, un laboratorio culturale, esperienziale, dove effettivamente poter valorizzare le differenze, creando un arricchimento culturale nello scambio paritetico nel rispetto delle proprie identità. Sindaco, voi avete dato il patrocinio a questo convegno organizzato dal Lion su multiculturalismo e pluralismo religioso? Sì, abbiamo dato il patrocinio perché è un argomento interessante, un argomento attuale che sposa benissimo le linee guida del nostro dossier, del nostro programma per il 2025, infatti noi abbiamo parlato non più di cultura in senso statico ma di cultura in senso dinamico, parlando proprio della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione, del dialogo,
delle relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo, e penso che oggi si parlerà di questo, si parlerà anche della problematica multiregionale, multiregionale, scusate, e quindi anche questo è un argomento attualissimo, specie da portare avanti dalle scolaresche, naturalmente dalla primissima infanzia. Inserito sul 2025, ricordiamo. Sì, è stato inserito sul 2025 e peraltro ricalca la mia storia di medico che ha vissuto questa esperienza quarantennale ormai sull'accoglienza, ecco perché l'abbiamo dato il patrocinio. Sono veramente lieta di poter essere qui ad Agrigento in questa iniziativa che si inserisce all'interno appunto di Agrigento Cultura, capitale italiana della cultura, e 2025. Ringrazio appunto l'amministrazione comunale per questa iniziativa, ringrazio Lions, l'Università di Agrigento, Polo Territoriale di Agrigento, l'Ordine degli Avvocati, proprio per questa iniziativa che si inserisce a pieno titolo nelle iniziative appunto di Capitale della Cultura, in quanto parleremo appunto di quella che è la cultura proprio del Mediterraneo, che è una cultura di dialogo, che è una cultura di interazione tra le diverse culture, e il bandollo in fiore a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri e l'altro ieri sono una riprova proprio della vocazione al dialogo attraverso appunto forme di espressione diverse che creano comunque quell'humus culturale per poter vivere pacificamente, tutti valorizzando le specificità di ognuno. E questo si inserisce anche all'interno di un programma che anche noi come ADEC, come disciplina, stiamo cercando appunto di valorizzare proprio nell'intento di creare le condizioni culturali per far dialogare le diverse fedi tra di loro. Ecco, lei oggi partecipa a questa interessante iniziativa sul multiculturalismo religioso. Ecco il suo pensiero durante la relazione e se in atto c'è questo dialogo tra i popoli nelle varie realtà religiose? Per quello che ci riguarda c'è sempre stato, ovviamente nel passato quando c'era una maggiore adesione a dei principi religiosi che ovviamente poi infirmavano anche le normative giuridico-legislative, le comunità già stavano bene assieme di loro, non c'era bisogno di alcunché. Oggi con una decadenza proprio dall'analfabetismo religioso sia nella teoria che nella pratica ci sono delle difficoltà ma proprio per mancanza di conoscenze, per cui lo sforzo che bisogna fare e che noi abbiamo sempre proposto da 30 anni a sta parte è proprio quello di elevare il livello delle conoscenze affinché le persone che gestiscono del potere o comunque hanno delle responsabilità pubbliche ne possano fare un buon uso e agevolare l'integrazione fra tutti i cittadini, culture diverse, religioni diverse, nell'unità comunque del benessere comune e nel riconoscimento che il Dio ha dato a ciascuno in tempi e luoghi diversi una via da poter percorrere per arrivare a Lui. Quindi lei diciamo è possibilista? No, possibilismo, è una realtà storica, ecco. Le difficoltà oggi sono legate probabilmente proprio a degli atteggiamenti sbagliati che non hanno più relazione con dei principi eterni, mentre oggi discretamente un po' da tutte le parti si seguono delle idee tanto sannate ma transitorie. Sarà sicuramente quello del dialogo e soprattutto del confronto, perché soprattutto la mobilità umana, comunque le migrazioni, ma da sempre anche il fatto stesso della posizione del nostro contesto socioculturale ci spingono comunque a riflettere sul dialogo con le altre religioni. Si parlerà oggi di multiculturalismo, di dialogo interreligioso e possiamo dire che nel nostro contesto è l'ordine del giorno. Farò riferimento in particolare al Magistero della Chiesa, all'insegnamento che in particolare Papa Francesco ci consegna nella Fratelli Tutti, in questa enciclica del 2020, nella quale appunto ribadisce più volte alla comunità ecclesiale sparsa nel mondo, ma questo vale in particolare anche a noi che ci affacciamo nel Mediterraneo, sul Mediterraneo appunto di aprirci al dialogo per creare una società quanto più fraterna.
e questo dialogo già avviene in diversi contesti, avviene nel contesto lampedusano, soprattutto nel momento dell'accoglienza dei migranti, avviene anche qui sulla terraferma, insomma nel nostro contesto anche provinciale, diocesano, nei momenti di preghiera che condividiamo sia con la comunità islamica sia anche con le altre confessioni cristiane. Ci rendiamo conto che è fondamentale la collaborazione e il dialogo, soprattutto perché dobbiamo creare quella società, insomma, dove possiamo veramente essere fratelli tutti, così come ci ricorda il Papa. È un tema estremamente interessante e attuale, perché la nostra società è multietnica, Agrigento in particolare, che è una terra di approdo con molti cittadini di diverse religioni che trovano comunque cittadinanza qui ad Agrigento e hanno la possibilità di integrazione e pure di praticare i loro culti e anche la possibilità appunto di inserimento, quello che è la cosa più importante, nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. Quindi c'è abbastanza integrazione qui da noi? Si può sempre migliorare, l'integrazione già c'è, ci sono delle comunità che sono abbastanza popolate, sono organizzate tra di loro, hanno dei luoghi dove manifestano il loro culto religioso e anche dove hanno possibilità di aggregazione e di integrazione. E quello che sarebbe ancora più importante è che si riuscissero ad integrare proprio col tessuto sociale della nostra collettività. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93, il digitale terrestre, di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.